Buon pomeriggio allo stadio comunale di Bagheria, si gioca per la 14ª giornata del girone A di eccellenza, si sfidano Bagheria Città delle Ville e Parmonval, solita partita per i padroni di casa, ancora a porte chiuse a causa dei lavori non completati. Oggi è una partita importante per entrambe le compagini, sia quella degli ospiti di Vittorietti sia quella dei padroni di casa di Tomasello, perché gli ospiti più che meno bisogno di 3 punti per uscire alle zone calde della classifica in questo momento ai play-out, padroni di casa che invece con una vittoria si avvicinerebbero alla zona play-off e sarebbero anche un pochino più tranquilli rispetto alla zona play-out. Un saluto a Partiti Sportisili e Davide Sgroi. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni titolari che si stanno schierando in questo momento a centrocampo. Arrivano adesso i consueti saluti. Si schiera il Bagheria con Crisafulli in porta, poi Pizzo, Costa, Petrullo, Pennisi, Gallina, Caracappa, Ballariano, Florio che è il capitano, poi Giglio e Picone. Risponde invece la Parmoval con Tarantino in porta, poi Torres, Birardi, Allub, Piscopo, Tamaio, Bonello, Perez, Capitan Rappa sempre in maglia 10, Russo e Gonzalez. Vediamo chi andrà a giocare il primo pallone di questa partita dopo aver terminato i consueti saluti in maglia bianca. Si schiera la squadra di casa, il Bagheria, gli ospiti in completo blu, sia maglia che pantaloncini, total white invece per i padroni di casa. Consueta foto pre-partita e possiamo cominciare. Attaccheranno i ragazzi di Tomasello da destra verso sinistra dei vostri schermi completamente speculari, da sinistra verso destra invece gli ospiti della Parmonval. Primo pallone ad occhio e croce per come si schierano gli uomini del Bagheria. Lo giocheranno gli ospiti. Aspetta soltanto l'ok del direttore di gara e il pallone che arriva in questo momento sui piedi di Russo e possiamo cominciare con la Parmoval che quasi per intero si schiera sulla linea di centrocampo, un po' uno schema da calcio inizio di spallettiana memoria come faceva con il Napoli dello scudetto. Arriva il fischio, possiamo cominciare con il primo pallone per Totò Rappa e lo spara subito in rimessa laterale. Se quello era spallettiano, questo invece è un po' alla Luis Enrique col PSG. Pallone spedito in rimessa laterale in zona offensiva per la Parmoval per cercare subito il pressing alto sul Bagheria. Costa è andato con le mani, Florio a fare la sponda, poi chiusura difensiva da parte di Piscopo. Ha già giocato il Bagheria con il pallone recuperato e si riparte con Crisafulli che ha allargato bene il pallone sotto la nostra postazione, poi l'ha perso e qua c'è una grandissima giocata da parte di Torres che se ne va col tunnel, poi non riesce a servire bene Russo. E allora a ripartire il Bagheria, pallone profondo per Florio, posizione regolare ha detto il direttore di gara coadiuvato dal guardalinee. Si gira ancora dentro il pallone da parte di Ballariano, chiusura ancora una volta di testa di Piscopo, poi Rappa da Russo, il pallone avanti, occhio che Florio in posizione regolare in area di rigore è tornato ad aiutare però Allub con la testa, è giocato facile da Tarantino, poi si arriva direttamente dalle parti dell'altro portiere Crisafulli che chiede calma. Verticale il pallone, appoggio all'indietro ancora dalle parti di Ballariano che però non è riuscito a tenerla in gioco dopo il tocco di Caracappa. Ottamaio con le mani e non Torres.
contro Russo, profondo da Torres, anticipato bene con la testa da parte di Pennisi. Ancora una volta sale Tamayo, con le mani, vediamo se andrà a lungo, si appoggia vicino da Torres, si appoggia invece le parti di nessuno, occhio, perché si stava complicando la vita da solo il Bagheria. Qui non c'è fallo di Caracappa su Totorrappa che rimane a terra. Occhio in campo aperto, è stato lanciato fuori, arrivano da dietro i suoi compagni ad aiutare, guarda l'azione in area di rigore, poi si appoggia all'indietro dove ha trovato il sinistro di Petrullo, che però è arrivato lungo, e occhio che adesso si distende la Parmoval, lancio profondo a servire, o almeno a provare di servire Gonzalez, da parte di Perez. Troppo lungo però il pallone del numero 9. Occhio intanto sull'out di destra del Bagheria offensivo con Giglio che ha provato l'1 contro 1, e poi gli è rimasto il pallone sotto e allora si riparte da Costa. Grandissimo triangolo e Costa va sul fondo, destro dentro, completamente però sballato da parte del terzino destro del Bagheria. Tarantino aspetta l'arrivo del pallone. Tanta Argentina nella squadra ospite di Vittorietti. Qui Torres, ancora il 13 che sembra aver iniziato bene, approcciato alla grande mentalmente questo match. Non ancora Torres a recuperare, è colpito in pieno Crisafulli, erroraccio da parte della difesa del Bagheria, e Torres che, ripeto, è stato l'uomo gira ancora il Bagheria, attaccare sull'out di destra, pallone profondo dalle parti di Florio. Occhio che stava arrivando Caracappa, uscito bene Tarantino, sta ancora una volta adesso qui sull'out di destra Torres. Va il 13, verticale il pallone, anticipato ancora una volta Perez, lui invece non ha approcciato benissimo questi primi 6 minuti di gioco. Qui sinistro provato da parte di Gio, che ha cambiato zona da cui attaccare. Taglio alla zona destra verso la zona sinistra con la verticale giocata da Caracappa. Sinistro però è stato preciso. Qui ancora incontro Perez, steso da parte di Pennisi, stavolta la tiene bene il numero 9. Rappa lungo da Torres, ancora lui a metterla giù, ancora a passare il numero 13 a mettere dentro Pennisi, poi il Russo da appoggiare dal suo capitano, gira ancora il 10, vediamo se arriva il cross dentro. No, perché Cosa se la va a riprendere ma solo per un attimo. Poi area di rigore, mette dentro il pallone. Perez era pronto ad andare con la testa e a battere Crisafulli. Chiusura però importante da parte della difesa del Bagheria e calcio d'angolo, se non ho visto male, per la Parma.
rimessa laterale, non calcio d'angolo. E come se lo fosse, il pallone arriva, Pennisi poi rappa al limite dell'area, non riesce a trovare lo spazio per andare alla conclusione, ma ancora una volta a recuperare la squadra in blu. Posizione irregolare però da parte di Piscopo, arrabbiatissimo Alvarez. Ballariano centralmente, ancora a gestirla bene Petrullo, poi Gallina, lancio lungo, bello per inserimento di Gio, però non è riuscito ad arrivare su questo pallone troppo profondo. Qui Piscopo svirgola completamente il sinistro profondo per Perez. Con le mani Costa, si impegna Florio che però non arriva, e allora anticipo di Allub, verticale Perez, voleva far scorrere verso Gonzalez alle sue spalle, la chiusura è ottima da parte di Petrullo. Gio, vediamo se è pescato, sì, in posizione regolare, allora punta il numero 10, rientra sul suo solito mancino, mette dentro, troppo avanti però dentro il rigore sia Florio sia Caracappa, e allora si conclude con un nulla di fatto il cross di Gio. Chiede calma Perez a Tamayo, viene incontro proprio lui, invece preferito Torres che va a spizzare Gonzalez, tacco, bella idea per Torres che gira da Piscopo, sinistro dentro a cercare ancora Gonzalez, Gallina con la testa bene, poi Petrullo, e come prima idea sempre quella di guardare Gio e lanciarlo in profondità, 1 contro 1, ancora spalle il russo e Totorrappa pronto per distendere il contropiede della Parmonval. Si è abbassato Perez, vediamo se va nuovamente da Rapp, invece no, si mette in proprio il numero 9 che addirittura va a calciare. Tiro abbastanza velleitario dalle parti di Crisafulli. Petrullo, bene di prima, le parti di Caracappa, ancora a cercare Florio, anticipato, poi verticale ancora di Ballariano, stavolta però sempre a cercare Florio. Qui Gonzalez non è stato toccato duro da Gallina e a terra il 21 si è alzato adesso, ma giocano Ballariano e Petrullo, incontro Gio, non arriva il pallone e allora ancora Petrullo si appoggia da Caracappa, pallone lasciato verso Pizzo che stava per spendere il fallo su Torres, l'ha persa però, e allora Russo vuole andare verticale da Gonzalez, occhio all'intervento un po' così e così da parte di Gallina che si è complicato la vita, poi Gonzalez è rientrato dunque dal fuorigioco per questa indecisione del centrale difensivo del Bagheria, che poi nello scontro ha avuto la peggio. Gioca Petrullo da Costa, incontro Gio, sbagliato il tocco però di ritorno verso il suo terzino destro. Piscopo con le mani si riparte poi da Allub che è andato profondo, non può arrivare Perez, allora si torna da Crisafulli, i compagni chiedono calma, giro da Pizzo all'indietro, in qualche modo se la cava il
Bagheria con Pizzo e Pennisi, poi Florio incontro Caracappa, andare profondo a cercare Gio, si rinnova il duello ancora una volta con Piscopo che lo segue praticamente in tutto il campo. Petrullo, giro ottimo e si va da Costa, scambio con Picone, arriva Petrullo, si torna da Picone che cerca di passare, Costa posizione regolare, non era fuori gioco e allora la rimessa in zona offensiva per la squadra di casa. Dentro il pallone, Florio sponda, alle sue spalle non c'è nessuno, Tamayo con la testa, poi pallone spazzato più lungo possibile verso Gonzalez che voleva il fallo, dopo il lancio di Birardi è arrivato addirittura Perez a battere a laterale, Rappa, giro palla folle di prima al volo da parte di verso Torres che è riuscito ancora una volta a passare, addirittura raddoppiato, triplicato il numero 13 che ha iniziato la partita in maniera perfetta. Qui Parma non si arrabbia per un possibile retropassaggio su Crisafulli, ma c'è stata deviazione come spiega l'arbitro. Qui fatto fallo Piscopo su Gio. Petrullo, Pennisi, Gallina, chiesto giro da Costa, incontro Piscopo di prima, lì centralmente però non c'è nessuno, solo Rappa. Perez non la tiene, forse duro Gallina ma non c'è fallo, di prima Caracappa, ancora la Parma va là a recuperare, sempre Rappa a mettere ordine di prima con le sue geometrie. Torres e Russo ancora all'11, forse duro l'intervento nel modo di liberarsi su Caracappa che ha preso un pestone, è rimasto a terra il numero 19. Crisafulli dal fondo. Lungo il lancio. Perez duro con la testa su Costa, prende il giallo. Il numero 9, l'urlaccio di Costa l'avete sentito fino a qui. Entrato abbastanza duro col braccio largo. Caricato di un giallo adesso la boa della Parmonval. Adesso dovrà stare attento soprattutto negli scontri duri di testa con i centrali del Bagheria, Pennisi e Gallina. Proprio il primo qui a andare verticale. Caracappa da Florio in ritardo e allora Rappa di prima da Perez, ancora Rappa. Non era male l'idea, troppo lento e morbido però il tocco. Costa, lunghissimo il pallone verso Florio che fa la lotta, pescato però in posizione irregolare. Rappa
Tornato bene Capitan Florio, cerca di dare anche una scossa. Vedere una scossa ai suoi a recuperare palla. Poi Costa lungo il lancio verso Gio. Bene, in chiusura ancora una volta Piscopo. Pallone verso Florio, si lascia cadere completamente e rimane a terra il capitano del Bagheria nello scontro con il centrale della Parmaval. Qui ancora Perez, sta rischiando tantissimo adesso che è caricato del cartellino. Dall'altra parte dell'inquadratura non vedete che intanto si è alzato Florio e va a far lottare con Tarantino. Hanno fatto proprio amicizia i due, ecco. Pallone però è completamente all'altro lato, lo vedete, si può ripartire con Florio che va a rioccupare la sua zona. Poi arriva proprio lì, ha staccato il 9, l'ha trovata a Rappa. Piscopo, duro Petrullo nel contrasto, duro anche Florio sull'altro capitano Rappa, che va a terra e prende punizione importante per i suoi. Tamayo, avanti il pallone verso Gonzalez. Russo, recuperata Ballariano. Poi lancio lungo di Piscopo a cercare la diagonale. Stadio diagonale offensivo come al solito di Gio. Adesso è uscito anche il sole. Visibilità veramente bassa. Risavolli l'ha tenuta in campo. Allora si può risviluppare dal basso l'azione del Bagheria. Piscopo di prima, Petrullo, Rappa, altra giocata di gran qualità. Poi Torres, ancora lui a cercare di sgasare, accelera il numero 13, entra nel rigore Torres, vediamo se calcia. Era un tiro grosso il suo, erano pronti Gonzalez e Perez a deviare questo pallone dentro di Torres, che ripeto è sicuramente il migliore in campo fino a questo momento. Ha approcciato la partita in maniera perfetta e sta dando più di qualche grattacapo sull'auto di sinistra difensivo del Bagheria, dove c'è Piscopo. Pizzo, scusate, con le mani proprio lui dentro a cercare la sponda di Perez. Gonzalez non la stoppa, deve andare più lungo che può Pennisi, e allora ancora Florio a lottare. Stavolta se lo conquista il calcio di punizione sul fallo di Allub. Petrullo Gallina, Petrullo Costa, verticale con tanto spazio. Adesso girano gli uomini in linea bianco. Pizzo, Torres ancora a recuperare l'attacco, ha cercato ancora una volta il tunnel, poi fallo. Arrabbia Torres, voleva battere subito Ballariano. Batte Petrullo. Appoggia Pennisi. Petrullo va dentro, vediamo se Florio riesce a trovare la sponda. Sì! Per il destro di Caracappa, che aveva sbloccato il risultato, ma c'è la segnalazione da parte del guardaline
di posizione irregolare da parte del 19 sulla sponda di Florio. Qui occhio a Piscopo che si complica la vita, gliela ruba e prende, occhio al colore del cartellino, immagino giallo per Piscopo, sì, che fa finta di niente. Ovviamente aveva recuperato alla grande il pallone Giglio e punizione al limite dell'area allora per il Bagheria, che aveva trovato il gol che aveva sbloccato la partita. Posizione irregolare di Caracappa. Adesso subito dopo bel pallone recuperato da parte di Giglio al limite dell'area e arriva il calcio di punizione in zona offensiva, pericolosissimo per la squadra di casa al limite dell'area. Vediamo chi andrà a calciare. Ci sono 3 uomini sul pallone. Petrullo, Pizzo e non riesco a vedere il terzo, forse Ballariano, che ha sistemato il pallone, o lo stesso Giglio che si è guadagnato la punizione. Vediamo, sì, proprio quest'ultimo. Ha sistemata Giglio a conto di passi. Vediamo se calcerà lui o il Bagheria cercherà uno schema. Sembra andare Giglio, barriera piena. Poi Pennisi a lottare, non riesce a tenerla però in campo. Il laterale che va a battere Piscopo. Lungo il pallone, sempre a cercare Perez. Non arriva, chiusura in rimessa laterale. Costa sempre a lottare con Gonzalez, che non riesce a tenerla in campo. Costa con le mani. Guadagna qualche metro, non sa a chi giocarla. Si lotta, è andato Florio a terra, aveva il fallo il Bagheria. Adesso tantissima confusione in mezzo al campo, nessuno riesce a tenere il pallone. Ci prova adesso il Bagheria con Petrullo per cercare di gestire. Giglio, occhio che la posizione è irregolare ancora una volta, come nella situazione precedente in cui Caracappa aveva sbloccato il risultato. Però l'idea del Bagheria è molto spesso questa, quella di andare a cercare la sponda di Florio per Giglio, che va in profondità come in questa occasione. Eccolo qui Giglio, ancora a punta da rientrare sul sinistro, che però non gira, termina sul fondo largamente, ma il Bagheria sta provando ad alzare i giri del motore per provare a far male alla Parmoval, che fino ad ora però non ha corso chissà che pericoli, a differenza del Bagheria che nei primi minuti ha visto Torres presentarsi davanti a Crisafulli e quest'ultimo ha fatto un grande intervento per salvare e lasciare il risultato fino a questo momento sullo 0-0. Birardi e Rappa a scambiare, poi Costa la meglio nel rimpallo ed è sempre lui con la laterale. Occhio al recupero della Parmoval su Petrullo che è rimasto a terra. Torres come sempre a puntare Pizzo, vediamo dove va il 13, stavolta rientra sul sinistro, impattato male Pennisi, poi a ripartire proprio Pizzo che va lungo da Florio. Piscopo su di lui, arriva ad aiutare bene Caracappa. Florio forse è partito in posizione regolare, infatti il 19 non lo serve più. Si alza Costa, Birardi in pressione, si deve ripartire da dietro con Gallina. Pennisi, Pizzo incontro Ballariano, ancora il numero 8, adesso prova a costruire
Azione dal basso col giro palla, il Bagheria per cercare di aprire le maglie blu che sono ben chiuse. Piscopo di prima, Giglio accelera su Piscopo, occhio che ha recuperato, il pallone rimane lì. E poi c'è posizione irregolare da parte di Florio che arrivava ad aiutare Giglio. Si riparte con il possesso Palmonval. Ma vuole Torres, il pallone arriva. Tamayo Allub, ancora a girare da Tarantino. Pallone per Perez, stavolta è venuto incontro, non ha avversario, non la può tenere il 9, può far correre Birardi. Il pallone è buono, accelera il numero 3, chiuso bene da parte di Gallina. Con le mani Birardi si avvicina a Bonello. Pallone però non arriva al numero 8, si muove Perez, movimento contro movimento a far la sponda il 9. Poi Bonello, Birardi, non è fuori gioco, pallone dentro, Gallina, occhio che non deve addormentarsi e lascia il pallone lì da Perez destro. Deviazione poi ancora con la testa 2 volte, il pallone resta lì, Rappa, spazio per la conclusione, ma viene fermato al momento dell'idea della conclusione per un fallo chiamato ai danni di Pennisi. Con il Bagheria adesso respira e riprende ad impostare dal basso per cercare di far male lì tra le linee. In questo momento però la palla verticale in mezzo al campo è stata difficilissima da trovare. Florio è stato servito solo con palloni alti. Ancora qui a Lub ad anticiparlo, se la va a riprendere bene Caracappa, lungo nelle parti di Piscopo, però non può arrivare, lancio lungo sul quale Pennisi fa buona guardia. Poi Petrullo troppo morbido, Tamayo con tranquillità, Russo e poi Piscopo. Lungo il lancio di Tarantino a cercare Perez, sponda riesce, ma alle sue spalle non c'è letteralmente nessuno se non maglie bianche. Caracappa, Costa deve andare lunghissimo per far salire i suoi. Florio si impegna, aveva recuperata, il guardaline davanti a lui non aveva segnalato calcio di punizione, ha segnalato invece il direttore di gara. Si riparte da Tarantino. Allub, occhio da ultimo uomo sul presidio di Gio, non deve commettere l'errore commesso in precedenza da Piscopo, gli è passato il cartellino. Poi Rappa contro Caracappa, la meglio, il capitano in maglia 10 della Palmonval. Poi Birardi andato avanti da Perez, anticipato, poi fuori gioco da parte di Gio, voleva continuare l'azione, Rappa voleva il vantaggio. Birardi, sponda verso Perez, ancora una volta anticipato da Gallina, sta facendo buonissima guardia sul 9 di Palmonval. Sponda di Gonzalez, poi Tamay ha cercato il giro alle parti di Torres, al pallone non è arrivato. Qui Gio si impegna contro Piscopo, il pallone regalato all'altro Piscopo, maglia 11, la rimessa proprio per lui. Batte Pizzo, Ballariano, Petrullo, Gallina avanti, il pallone Florio non ci arriva, alle sue spalle c'è Piscopo, Rappa sempre a mettere ordine. Lungo il lancio da parte di Piscopo, Perez non arriva
Poi Ballariano si impegna bene, la va a recuperare ancora lui. Ballariano, finta sul sinistro, adesso sì che lo prova! E traversa piena, occasionissima, la più importante della partita. Arriva per il Bagheria, per il sinistro di Ballariano che aveva fatto tutto benissimo. Poi traversa piena, occasione importante per il Bagheria, che però non riesce ancora una volta a sbloccare il risultato. Ha fatto tutto bene Ballariano, finta di corpo sinistro, poi finta di andare sul destro, ritorno sul sinistro. Il mancino era anche partito molto molto bene. Tarantino non penso che potesse fare qualcosa, qui invece fa qualcosa come sempre di bello Torres, che la mette giù alla grande. Poi prova ad allungare la traiettoria Gonzalez, Pennisi lo fa in rimessa laterale. Con le mani Tamayo. No, ci apprestiamo ad entrare negli ultimi 10 di partita. Prima frazione di gioco. Tamayo destro-sinistro, Pennisi con la testa, Caracappa deve andare su e far salire i suoi compagni. Bene con la testa Allub. Poi Rappa di prima, l'idea è buona per la profondità di Torres. Occhio che accelera il 13. Chiusura durissima di Pizzo, che ha rischiato tantissimo ancora una volta la profondità trovata da Torres, che è un pensiero fisso per Pizzo quest'oggi. Lo sta mettendo veramente in difficoltà, e qui secondo me ci potevano addirittura anche essere i margini per fischiare un calcio di rigore. Si è rialzato Torres a brivido per il Bagheria e per Pizzo, che ha corso un grandissimo rischio. Lungo Crisafulli con la testa lungo a ribatterla dalle parti di Crisafulli. È andato Piscopo, ancora lungo lancio, sballa adesso, tantissima confusione in mezzo al campo. Per entrambe le squadre che faticano a gestire il pallone in mezzo al campo, costruire per bene un'azione. Ci prova come al solito Rappa. Torres mette dentro, l'idea buona per Perez, arriva Birardi ad aiutarlo sull'altra corsia. Si è abbassato Perez, arriva Rappa a rimorchio, invece va dentro Perez a cercare Torres. Mette in campo Piscopo, che palleggia e alza il campanile. Le parti di Florio va sempre a lottare con Allub. I due a confronto, ha fatto fallo il 9. Rappa, Birardi non l'ha tenuta. Giusto dire però che il pallone era abbastanza complicato. Petrullo, andare da Gio, sempre conduzione palla col sinistro, poi va all'esterno da Caracappa, che era riuscito ad anticipare Allub e Tarantino, che non si erano capiti. Occasione per il 19, che ci ha creduto, ha messo la punta. Non pensavo neanch'io che sarebbe mai arrivato su questo pallone, ma l'indecisione fra Allub e Tarantino poteva costare tantissimo alla Parmonval, perché Caracappa è sempre lì pronto, attento a punire qualche errore della difesa avversaria. Come aveva fatto in precedenza sul gol, gli è stato annullato per posizione irregolare. Qui calcio d'angolo, c'è Ballariano, se non erro, dalla bandierina, il pallone passa, Perez a fare anche il difensore. Poi Petrullo
Questione sbagliata stavolta da parte del numero 4. Russo, Perez a girare bene alle parti di Torres, che come sempre prende controtempo Pizzo, poi posizione irregolare da parte di Gonzalez, che comunque aveva sparato fuori. E occhio perché intanto pronto il primo cambio del Bagheria al minuto 39. Non vedo all'altro lato anche Causasole, chi è pronto ad entrare. Forse qualcuno della squadra di casa si è fatto male, vediamo. Semplicemente il mister vuole cambiare un po' le carte in tavola. Non arriva adesso il momento del cambio, allora si riscalda ancora il neo entrante del Bagheria. Poi pallone completamente gettato alle ortiche da parte di Allub. Con le mani Pizzo, Florio Sponda, si è inserito Ballariano. Sicuramente lui il più pericoloso con quella traversa colpita qualche minuto fa. Petrullo, grande invenzione, grande imbeccata per Giglio, che parte alle spalle della difesa della Parma, posizione regolare, pallone al limite dell'area e torna Piscopo. Poi con la testa ancora una volta Ballariano, il pallone rimane lì, Florio lo mette giù, la posizione era regolarissima, è riuscito a calciare, poi tanta confusione con i rimpalli, arriva Piscopo, rientra sul destro, va a girare e rappa a chiudere, Ballariano ancora da agganciare per tenere lì il Bagheria, gira Pennisi. Ancora il centrale maglia 23 a scambiare con Crisafulli. Lungo con regalato alla testa di Bonello, poi questo fallo Perez. E allora calcio punizione in zona offensiva per la Parmonval. C'è Rappa sul pallone. Vediamo cosa inventa il 10. Già quest'oggi ci ha fatto vedere belle giocate di qualità. Va Rappa, secondo palo, uno schema, Torres tutto solo. Era fuori gioco però. Non è d'accordo il numero 13 con il guardaline. Fatto sta che la posizione regolare è stata segnalata e allora va Crisafulli a battere praticamente un rinvio dal fondo, con la testa staccare bene il centrocampo alla Parma, poi pallone troppo profondo per Giglio, non può arrivare. Occhio al Lub che si addormenta, scivolata sballata su Giglio e col sinistro va fuori, occasionissima, ma al Lub come Piscopo in precedenza si era addormentato. E occhio
perché stava per rischiare tantissimo con quella scivolata. Poi Birardi, Piscopo lungo, Perez vuole fare la sponda, il pallone però passa alle sue spalle, arriva Gonzalez che salta a vuoto, sbaglia il tempo e allora Pennisi da Pizzo, Petrullo, Pizzo, Pennisi, la tiene Piscopo, bene Tamayo con la testa, ancora Pennisi, Ballariano, stavolta ha sbagliato il tocco, Bonello di prima, scambio con Perez, l'8, poi perde il duello tra numeri 8, Ballariano gliela ruba, presalto Torres su Pizzo e Crisafulli, deve spazzare il più lontano che può. Con le mani Tamayo, lungo al Lub, Trullo non fa fallo di mano come voleva Rappa, è passato occhio il numero 4, verticale da Gio che si ferma e perde un tempo di gioco, infatti sbaglia il tocco per Tamayo, è arrivato però Ballariano ad aiutare, di prima verso Petrullo, occhio pensa alla conclusione, sì, la prova col sinistro, facile Tarantino, stavolta non lancia ma gioca da Russo vicino, Rappa, allarga Birardi, ancora lui, centralmente Gonzalez, chiuso bene dalle maglie bianche, Costa, poi Petrullo, bella palla, bella idea per Piscopo, occhio al centro del campo, è tutto solo il numero 11 per offendere, esce Tamayo in pressing, non fa fallo, ancora Piscopo, gioca lì con il tacco per il destro di Caracappa, non c'è fallo di mano, arriva Giglio, scivolata puntuale e precisa da parte di Piscopo che addirittura guadagna rimessa dal fondo, bravissimo in questa occasione, si è preso anche un bel rischio con la scivolata nella sua area di rigore. Bonello avanti sul petto di Costa, deve andare lungo, Piscopo a lottare ancora una volta con Florio, occhio che gli tocca il ginocchio, il numero 9, e non è mai un bene questo, forse gli è rimasto il tacchetto piantato. Si è ripreso, si può giocare, Bagheria riconsegna il pallone alla Parmonval, non c'è tempo di recupero, finisce qui un primo tempo abbastanza equilibrato fra Bagheria e Parmonval e 0-0. Torniamo subito con il secondo tempo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia, e l'Ascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzato sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra
da parte di Bocciuei, che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia, parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara del Lilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spindola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa, passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Mocero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias e l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale, il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi, ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, lo hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista delle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati bravi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica.
e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento, perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa, perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche con due uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente bella partita dopo l'espulsione è cambiato totalmente di faccia. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo, perché secondo me è un po' eccessivo. Secondo me pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Se l'arbitro diceva così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me è da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken, che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Come tutti i ragazzi hanno bloccato, eravamo due in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica, però questo è calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimettercela ora. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto Sono rientrate le squadre in campo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 piantato, traversa di Ballariano che ha rischiato di sbloccare la partita. Intanto entra con il numero 31 Lo Presti in casa Bagheria, se non erro ha abbandonato il campo Pizzo scusate, e Costa è passato sull'out di sinistra, è andato proprio il 31 qui sotto la nostra postazione, lo vedete, ad occupare la zona presidiata precedentemente da Costa. La prima occasione per Florio, ci ha provato con questo destro Tarantino poi ad allargare verso Virardi, sbagliato il tocco e allora Ballariano non tocca da Gio ma mette dentro il pallone verso Florio, chiusura da parte di Tamayo, poi Rappa, avanti il pallone verso Gonzalez e Perez, nessuno dei due può arrivare, poi Allub deve fare attenzione perché anche nel corso del primo tempo la retroguardia gli ospiti ha tentennato spesso su questi palloni un po' a metà e anche in impostazione, devono essere più attenti e accorti. Allub e Piscopo, un po' meglio, più concreto Tamayo, braccetto di destra, qui Torres a lottare contro Costa, Torres che nella prima frazione di gioco ha messo in completa confusione Pizzo, proprio per questo penso è stato cambiato e Costa spostato sull'out di sinistra proprio per evitare
le sgasate di Torres, che ovviamente adesso in questo secondo tempo magari avrà anche qualcosa in meno dal punto di vista del fiato. Vediamo invece Lopresti qui sull'auto di destra cosa darà rispetto a Costa, che adesso penso vada in marcatura veramente stretta su Torres. Qui a salire Piscopo, Birardi, pallone un po' a metà, non lo anticipa Lopresti, spazio per Bonello, tanto spazio per Lotto per pensare e gestire. Birardi, ancora il 3, mette dentro un gran pallone, bella idea per Gonzalez, che stava per andare a calciare, posizione irregolare segnalata dalle guardalinee. Non mi trova proprio d'accordo, che sembrava essere partito fra i due centrali il numero 21. Comunque è arrivato il fischio del direttore di gara dopo la segnalazione del guardalinee. C'è Crisafulli pronto al rinvio, arriva Bonello a recuperare. Birardi, Rappa, petto, controllo a seguire, poi da Birardi. Grande giocata con il tacco, il tunnel allo presi con gli occhi dietro la schiena, poi cambia tutto, calcio di punizione su fallo di Ballariano, che in caduta penso abbia anche pestato involontariamente Birardi, che ha fatto una giocata fuori di testa, tacco con l'uomo alle spalle, tunnel incredibile su Lopresti, a cui ha dato il benvenuto a questo match il numero 3. E adesso punizione in zona offensiva per la Parmonval con Rappa e Russo sul pallone. Parlottano il 10 e l'11, arriva anche qualche consiglio dall'estremo difensore tarantino. Conta i passi Rappa, vediamo se il cross sarà a rientrare o a uscire. Finta di Russo, va Rappa e un tiro cross, pallone a metà e colpo di testa del solito Torres, che era riuscito a anticipare l'uscita di Crisafulli. Il pallone però ha preso una traiettoria veramente strana, per fortuna del Bagheria, che è ancora qui, occhio, si complica la vita col pallone, recuperato ancora una volta da Torres, che calcia fuori. Quante occasioni questa partita per il numero 13, che ha iniziato bene il secondo tempo sull'onda del primo. Continuo a dire al netto l'unica occasione veramente nitida del Bagheria, ovvero la traversa di Ballariano, oltre al gol annullato di Caracappa, che però era in posizione irregolare, quindi praticamente non conta. È stato lui ad avere sui piedi le occasioni più importanti e più pericolose della partita. Qui Bonello a recuperare con l'aiuto di Birardi, ancora Bonello, appoggio da Tarantino, che va a lungo a cercare Birardi, arriva Lopresti con la testa da Florio, appoggio verso Lopresti, Giglio prova a farla sparire con il tacco, poi trattenuto da Allub. Vediamo se arriva il cartellino per il 4, no, si salva Allub. E calcio di punizione dal limite dell'area per il Bagheria. Si abbassa anche il sole adesso, visibilità migliore sia per noi sia per gli uomini in campo, sia per l'inquadratura, per andare a vedere proprio al tramontare del sole questa punizione al limite dell'area per il Bagheria. Ci sono Petrullo con il destro e Gio col sinistro, ma quella sembra proprio una mattonella per il mancino in maglia 10. Pochi passi e sguardo fisso verso il pallone. 2 in barriera per Tarantino, e invece va Petrullo col piede in pieno Rappa, poi ancora Petrullo, non ha spazio per calciare.
Sembrava una posizione perfetta per andare con un mancino, invece ha preferito Petrullo la conclusione. Poi Costa, Florio si è staccato dalla sua area di competenza, infatti la perde sul pressing di Torres, che poi vuole andare in contropiede a cercare la corsa di Gonzalez, attentissimo, lo presti in diagonale difensiva. Poi ancora Torres a pressare Costa, rischia qui Gallina, da ultimo uomo, il ghiaccio nelle vene. Bene con il dribbling a far ripartire l'azione di Costa, accelera verso il centro del campo Piscopo, ad allargare bene verso Caracappa che guarda il centro e il rigore, poi si appoggia ancora una volta da Piscopo, duello con Torres, calcio di punizione fischiato a favore della Parma. Gol. Allub, lungo il lancio, si impegna Gonzalez, trattenuto da Pennisi, e allora punizione per la squadra ospite. Sempre quei due, sempre loro, sempre Russo e Rappa sul pallone, il 10 e l'11. Sempre finta di Russo e sempre Totò Rappa a metterla dentro. C'è Crisafulli male, aveva calcolato completamente in maniera sbagliata la traiettoria del pallone il portiere del Bagheria. Per sua fortuna alle sue spalle non c'è nessun giocatore ospite pronto a ribadire in rete il pallone di testa, e qui viene recuperato dai padroni di casa. Va Ballariano, spazio centralmente per Petrullo, il pallone arriva esterno, gran giocata ancora una volta di Gio, ancora col tacco a farla sparire, poi cerca lo spazio per andare alla conclusione. Torres fa anche un'ottima fase difensiva. Poi Perez spalla la porta, si riappoggia da Torres. Bonello, Allub, Rappa tira un urlaccio ai suoi, voleva il pallone avanti il capitano della squadra in blu. Perez, che in questo completo blu, anche per movenza, anche per numero, anche per fisico, assomiglia tanto a Pierce, l'attaccante del numero 9 del Camarat. Si assomigliano tantissimo i due. Pallone avanti, Tamaio salta, stacca, colpisce in pieno Piscopo, guadagna rimessa laterale. Con la testa Bonello, mette giù Petrullo, pensa alla conclusione, non riesce però ad uscire bene dal destro del numero 4 perché venne contrastato da Rappa. Lungo Tarantino con la testa Torres, Petrullo se la va a riprendere Perez, gira il Russo, sale Birardi, centralmente pallone regalato lateralmente a Florio, allora Ballariano Caracappa, stop e giro col sinistro sbagliato, troppa fretta, salta bene Tamaio poi su Piscopo che voleva un fallo, si impegna Gonzalez contro i centrali del Bagheria, ha fatto fallo il 21 con l'esperienza. Gallina e Pennisi andarsi a prendere il calcio di punizione. Lo presti. Petrullo Gio.
che dà una palla folle orizzontale regalata a Perez e voleva far correre Bilardi, ma anche il 9 non la gestisce bene. E 2 volte sempre lui non riesce a controllarla. Il numero 9 un po' in difficoltà questo match, e presti avanti. Florio anche lui abbastanza in difficoltà, i 2 numeri 9 delle squadre quest'oggi. Lungo Tarantino, cerca la corsa di Torres, occhio che mangia anche Costa, e ha fischiato calcio di punizione, però il direttore di gara non mi trova molto d'accordo. C'è stata addirittura forse la segnalazione del guardalinee, se non ho visto male. Qui pallone verticale di Petrullo, l'idea era buona, poi cade a terra il numero 4 arrabbiatissimo Bonello, e prende il cartellino giallo per proteste e altra punizione al limite dell'area per il Bagheria, con le proteste da parte della Parmonval che continuano. Intelligente però, devo dire, Petrullo in questa occasione ad andarsi a prendere punizione dal limite. Sistema la barriera Tarantino. Sempre Petrullo e Gio sul pallone, stavolta va il 10 a girare alto, e secondo me sarebbe stato meglio forse il contrario, ovvero Gio andrà a battere la punizione in precedenza dalla mattonella palesemente per un mancino, e questa magari Petrullo hanno deciso così, però i battitori dei bianchi, qui proprio Petrullo ad andarla a riconquistare, ad allargare da Piscopo, duello fra numeri 11 con Russo, rientra bene Piscopo anche sul rientro di Torres, poi Costa deve ritornare all'indietro il Bagheria sul pressing alto della Parma, è uscito bene però ancora una volta Ballariano, occhio che da lì al limite dell'area può far male, poi Petrullo verticale, Caracappa destro che si alza in cielo, ma occasione ancora una volta per il Bagheria, che adesso sta cercando il pressing alto per andare a impensierire la gestione dal basso della Parmonval, e infatti ora ovviamente Tarantino va a lungo anche su consiglio di Rappa. Non arriva Bonello, ma arriva Ballariano. Voleva il fuorigioco Tarantino, ha fatto fallo Bilardi su Gio. Ballariano aveva già battuto, ma c'è un cambio che deve essere effettuato per la Parmonval. Esce Russo, vediamo chi entra al suo posto. Se non ho visto male entra Buscetta al posto di Rizzo. Intanto punizione in zona offensiva quando siamo entrati nel 61esimo, quasi 62esimo minuto. Petrullo sul pallone, dentro, non arriva Rappa, arriva alle sue spalle Florio, però non è riuscito ad impattarla bene. Giocano dal basso
gli uomini di Vittorietti. Lungo il lancio di Tamayo, si impegna Costa, scivola Pennisi, sponda di Perez, idea buona di Rappa per Torres, che però è stato pescato nuovamente in posizione irregolare. Una quantità di fuorigioco chiamati questa partita abissale. Qui Ballariano scivola goffamente sul pallone e regala rimessa laterale in zona offensiva per la Parma che sale. Un pareggio che in questo momento possiamo dire può andare anche bene al Bagheria, nonostante lo scontro casalingo per la classifica, però appunto fa sempre bene, perché la zona playout sì, non è lontana, non è neanche vicinissima. Al contrario, la Parma a 12 punti rispetto ai 19 del Bagheria, ha bisogno dei 3 punti per rientrare nella corsa alla salvezza. Tarantino lungo, Perez a lottare, sponda petto buona, avanza ancora la Parmonval col pallone dentro. Pennisi bene, poi Piscopo non deve rischiare, Ballariano a girare da Lopresti contro Giglio. Ormai l'hanno capito gli uomini della Parmonval che Giglio spesso esegue il controllo a seguire con il tacco, e quindi ormai lo stesso Birardi lo marca a 1-2 metri di distanza. Pennisi, Costa, Ballariano, pressing alto di Perez e Rappa, il pallone passa, Piscopo era quasi riuscito ad andare in contropiede, buona la chiusura di Tamayo, ma arrivano altre 2 sostituzioni, anzi no, scusate, una per quanto riguarda il Bagheria. Esce Piscopo, entra la maglia numero 33 Fontoura. Proprio Fontoura incontro, si appoggia bene da Costa, ottimo primo pallone gestito bene, poi ancora Fontoura, andarselo a riprendere, lotta Caracappa e guadagna, rimessa laterale da Costa, si fa vedere Fontoura, ancora lui, limite dell'area, occhio che accella il numero 33, ha chiesto il triangolo a giro che invece calcia, Tarantino poi arriva col destro di controbalzo Petrullo che la prende, tutt'altro che bene, ma Tarantino qui è un fattore sul sinistro di Giglio, ben imbeccato da Fontoura che ha iniziato bene il match, devo dire, qualche minutino e già è entrato bene in partita. Qui Tarantino deve rischiare, fallo netto di Pennisi che ha tamponato Perez. Batte Rappa, proprio sulla linea del centrocampo, avanti da Perez, stavolta è sballato il lancio del 10 e chiede scusa, e probabilmente il primo pallone che sbaglia tutta la partita arriva al 66. Sponda di Florio, Gio non può arrivare, c'è Tamayo che ha messo in rimessa laterale.
Fontoura appoggia bene da Costa, il pallone resta in campo, verticale Florio, appoggio da Fontoura, poi Ballariano sinistro, Tarantino in due tempi e poi lungo il lancio, bello teso, verticale da Perez, Rappa appoggio, tacco di Perez che poi è esagerato nella doppia giocata, poi Torres prende in pieno Costa, rimessa laterale Palmoval, incontro ancora Perez, tacco da Torres, si prova ad accendere l'asse argentina, Torres va sul fondo, rimpallo, arriva dentro, occhio a palla lontana, ha preso un colpo forse Lopresti che è rimasto a terra, avete sentito l'urlaccio con Gonzalez, intanto Giglio a puntare Piscopo, a rientrare al limite dell'area, è tornato alla grande Bonello, è tornato anche Lopresti, qui ancora i due a scontrarsi e la tira in campo il numero 31 nel duello con Gonzalez, poi Pennisi, Petrullo, Fontoura, bene il pallone verso Cara K, la verticale c'era giusta su Florio, il pallone non è arrivato, Birardi profondo da Gonzalez, ancora lo presta in chiusura, si rinnova il duello fra i due, ancora il 31 ad avere la meglio, poi Pennisi lungo, Birardi con la testa, Gio non interviene perché è in fuorigioco, poi Bonello, scontro con Lopresti che il tiene duro, se la va a riprendere Bonello, poi Perez, la sponda è sbagliata, adesso si mette un pochino di ordine in mezzo al campo, è stato veramente poco in questo match, solo Petrullo e Rappa ci hanno provato, Giglio ad accendersi, tanto spazio sulla tre quarti offensiva per Caracappa, l'idea è buona per Petrullo, area di rigore, pensa alla conclusione, deviazione puntuale di Allub, è rimessa laterale in zona offensiva per il Bagheria. Con le mani Lopresti, Florio incontro, fa passare, mette dentro, prende anche un colpo probabilmente Petrullo, limite dell'area, destro, Tarantino arriva a scarico, il tiro del 4. Bonello, Birardi, ancora da Bonello, Lopresti, stavolta che fallo. Con il cartellino, gli uomini in blu, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Batte e Rappa, movimento profondo di Birardi che anticipa Lopresti, mette dentro, c'è Crisafulli e poi fa subito andare in verticale Petrullo, un lancio lungo da questo lato sotto la nostra postazione ad allargare verso Giglio, punta Piscopo che stavolta lo contiene egregiamente, meno Birardi che si stava per addormentare, poi Allub da Rappa, si distende Bonello, sovrapposizione di Piscopo, taglio di Gonzalez, si mette in proprio Bonello, Gallina lo rallenta, allargato il pallone verso Torres, va dentro, Piscopo non salta perché non l'ha presa molto bene e poi Lopresti quasi se lo faceva da solo. Rappa alla bandierina, salgono le torri della Parmaval. Storietè segna il rigore fra Allub e Costa.
non se le mandano a dire i due. Ancora duello in area di rigore, parte il pallone dentro di Rappa, secondo palo, stacca Lub, proprio lui. Poi ancora tanti duelli in area di rigore, i giocatori in campo sicuramente non se le mandano a dire questi minuti concitati della gara. Birardi va a lungo, svirgolato completamente, però il lancio esplode comunque, l'idea. Rappa, intanto arriva il momento di un altro cambio per la Parmoval. Esce Rappa al minuto 73, che ha dato letteralmente tutto, oltre a mettere ordine e qualità in campo. Entra al suo posto Ribaudo. Adesso a Ribaudo l'arduo compito di andare a sostituire un grandissimo Totò Rappa, che ha fatto veramente una signora prestazione. Sempre preciso, ha avuto un pallone probabilmente tutta la partita al minuto 66. Petto di Florio, appoggio Torres in anticipo sull'arrivo di Caracappa. Fontoura, regalo, Bonello va a lungo a cercare Gonzalez, voleva forse il lancio verso Perez e comunque era troppo lontano, ma l'ha impattata male il numero 21. Arriva anche il buio comunale di Bagheria, quindi si accendono le luci. Crisafulli mette a terra e rinvia al Lub. Poi Ribaudo, ottima la sponda verso Torres, che ne ha ancora per sgasare, profondo verso Gonzalez, che è partito bene alle spalle di Penny, si corte da rigore, mette dentro, Gallina col petto, che stava arrivando Torres, limiterà poi Ribaudo, non riesce ad andare alla conclusione per l'ottima chiusura di Ballariano. E poi il Bagheria a spazzare Fontoura, grande idea con il velo per far correre alle sue spalle Caracappa, giro da questo lato alle parti di Giglio, che attacca bene il pallone, lo mette giù alla grande, poi Florio a far correre Fontoura, male, però pallone troppo all'indietro da parte del capitano del Bagheria. Poi si allacciano Costa e Bonello, adesso entrambe le squadre vogliono cercare il guizzo vincente. Sale Tamayo, pallone ancora per Ribaudo, di prima verso Gonzalez, sponda, poi esterno di Piscopo verso Gonzalez, l'idea era più che buona, la posizione era anche regolare, ma adesso veramente ogni piccola giocata può fare la differenza. Squadre lunghissime, c'era addirittura Piscopo centrale di difesa a fare il trequartista. Birardi si addormenta, Ballariano recupera e riparte, Giglio vediamo se ne è ancora per puntare e sgasare. Arriva il raddoppio addirittura di Perez, che si spende per la difesa, mette dentro Giglio con il destro, che non è il suo piede, e si vede. Vediamo chi esce. Credo Caracappa, si prende gli applausi da parte della sua panchina. Vediamo chi lo andrà a sostituire. Se non erro è Girgenti. Sì, è proprio lui che in questo match nel partito titolare, lui che è una pedina importantissima nello scacchiere del Bagheria. Dall'altro lato Gonzalez prova ad accelerare su Pennisi, ancora dentro il pallone, deviazione, calcio d'angolo, sale ancora in area di rigore la Parmoval. E vediamo adesso allora quanto e cosa potrà dare Girgenti a questo Bagheria, perché servono assolutamente le sue invenzioni.
qui ancora Allub a far la guerra con Costa. Ormai ogni pallone in area di rigore è una lotta greco-romana fra il 4 e il 3. Vanno sempre ad allacciare. Adesso è giallo per entrambi, se non ho visto male. Non penso sia stato ammonito solo Allub. Vediamo se arriva il pallone dentro adesso. Sì, col fischio del direttore di gara. Sinistro arcuato di ribaudo a staccare bene Gallina e a rimetterla in calcio d'angolo. Ancora la Parma va lì in pressing offensivo e ancora Ribaudo a battere l'angolo. Anche lui, devo dire, è entrato veramente bene in partita, è servito assolutamente questo alla Parmonval dopo l'uscita di Totò Rappa alla luce della squadra ospite. Dentro il pallone di Ribaudo, c'è stata la sponda, ma c'è stata anche la segnalazione del guardalinee, perché il pallone del numero 20 aveva attraversato completamente la linea di fondo sul calcio d'angolo. Si arrabbia adesso tantissimo Tarantino, capitano, dopo l'uscita di Rappa. Si riparte da Crisafulli dal fondo. Girgenti a staccare, non arriva con la testa. Poi il pallone verticale, Florio per la sponda, Ballariana, andare lungo profondo alle parti di Gio Birardi. Bella chiusura. Avanza lui, cerca di cambiare tutto verso Torres. Costa fa buona guardia. Fontoura, Ballariano, ripeto, squadre molto lunghe, si vede quanto spazio hanno Fontoura e Ballariano. Adesso Girgenti, vediamo se si accende. Primo pallone per lui, infatti si mette una gran palla per Fontoura, finta di rigore, si appoggia ancora da Girgenti! Entra dalla panchina il numero 16, la carta giocata dal Bagheria è vincente fino a questo momento. 1-0 ha segnato Kevin Girgenti. Serviva forse proprio lui per sbloccarla questa partita. La carta dalla panchina che si è alzata ad andare a sostituire Caracappa. Grande invenzione di rigore, scambio con Fontoura, anche lui è entrato benissimo in questo match. Assist per quest'ultimo e gol per Girgenti. Grandissimo triangolo dei due neo entrati dalla panchina. È rimasto intanto a terra anche Florio, si è rialzato adesso il capitano della squadra di casa. E adesso questa è una mazzata per la Parmonval, soprattutto psicologica, perché la partita era stata molto in equilibrio. Poi Girgenti ha cavato l'asso e l'ha messa dentro. Battere Tarantino dopo l'ottimo scambio con Fontoura. Ripeto, anche il 33 è entrato benissimo in partita, anche prima dell'ingresso di Girgenti. Poi l'hanno condita proprio loro, l'azione dell'1-0 per il Bagheria, che adesso attacca ancora con Florio che fa correre Girgenti, ancora esterno da Fontoura. Vediamo se si accende ancora la connessione. Fontoura entra in area di rigore, voleva il tunnel su Allub, poi forse scalciato a palla lontana, è andato a terra Fontoura. Non c'è nulla, ancora il Bagheria ad attaccare per cercare adesso di chiuderla. Girgenti la fa ancora una volta sparire, si accende ancora il fantasista in maglia bianca, Petrullo, Ballariano, non si ritorna a Girgenti, se la va a riprendere lui. Allub lo stende, occhio, era già ammonito e arriva il doppio giallo per il numero 4 e finisce la sua partita nel peggiore dei modi. E nel peggiore dei modi
anche per la Parmonval. Girgenti ancora una volta protagonista, gol dell'1-0 e pallone su cui si getta per primo per andare a anticipare Alloub ed andare a farlo buttare fuori, a far finire anzitempo la sua partita. Che ingresso da parte dei Girgenti. Si è rialzato adesso proprio lui, e proprio lui va a contare i passi per la punizione. Tarantino è arrabbiatissimo adesso. Alloub ha preso un giallo senza senso in zona offensiva per andare a litigare con Costa, e poi adesso il doppio giallo. Occhio alla punizione folle di Girgenti, ancora lui, sempre lui. 2-0. E allora fai quello che vuoi, Kevin Girgenti. Bagheria che forse chiude qui la partita, mattatore assoluto dalla panchina, gli sono bastati pochissimi minuti per deciderla. Punizione all'incrocio, fantastica, perfetta, non so se abbia colpito il palo, e poi la schiena di Tarantino che scalcia una bottiglia lontanissima, arrabbiatissimo. Il capitano della Parmonval dopo l'uscita di Totò Rappa. Fatto sta che Kevin Girgenti è una sentenza. 2-0. Che giocatore, se l'è messa lui, la squadra sulle spalle, se l'è messa lui, la partita in tasca, doppietta, e 2-0 per Girgenti, che è come se avesse fatto anche un terzo gol, perché l'espulsione da cui nasce la punizione, che poi è andato a trasformare, è tutta sua con l'anticipo su Alloub, e il cartellino rosso per il centrale in maglia 4 della Parmonval, che a questo punto possiamo dire deve dire addio ai 3 punti con la Parmonval, che uscirà come Bagheria, ripeto, con 0 punti, e il Bagheria che invece deve tanto all'ingresso di Girgenti e alla sua doppietta bellissima. È entrato intanto anche in campo Zerbo in maglia 7 per la Parmonval, ma questa è una mazzata pesantissima che mette probabilmente la parola fine su questa partita. È entrato Girgenti ed è cambiato tutto, ancora lui a sgasare sulla sponda di Florio. Girgenti accelera di rigore, messo giù da Piscopo, e poi lo va a rialzare, non c'è nulla secondo il direttore di gara, ma fermatelo perché è infermabile. È incredibile il numero 16, incredibile. C'è da andare poi a fare sicuramente una revisione al VAR per capire se effettivamente il gol del 2-0 è tutto suo, o c'è stata prima una deviazione sul palo e poi sulla schiena di Tarantino, ma poco importa, perché questo 2-0 è tutto firmato dal numero 16, che sta decidendo letteralmente questa partita, che sembrava in bilico fino al suo ingresso. Ancora lui a sgasare, poi si ferma, però butta fuori il pallone perché c'era a terra un avversario, se non erro Piscopo non era d'accordo, Vittorietti però si è preso in carico la restituzione del pallone, e qui fallo di Tamayo su
Girgenti adesso, ovviamente la Parma è totalmente in palla. Adesso si innervosiscono gli animi per una partita che sembrava destinata a terminare 0-0. Poi è entrato Girgenti alla panchina e in 5 minuti è cambiato completamente il corso del match spaziale. Intanto è uscito Birardi ed è entrato Contessi in casa Parmonval. Girgenti, ancora lui, ancora messo giù dal ribaudo, non c'è fallo, però adesso ovviamente è il ricercato numero 1. Girgenti, anche il prof della Parma Laliotto a capire le sue condizioni. Sono chiariti Girgenti e la panchina della Parmoval, anche con Vittorietti se non erro, e il Bagheria sta alla bandierina con Florio che praticamente ha tenuto il pallone e ha esultato come se avesse segnato. Si rimane ancora lì con Costa. Florio prova a uscire il ribaudo, bella finta, bella giocata di ribaudo, poi in qualche modo Torres 2 volte, che giocata e che giocatore il numero 13, una grandissima partita al netto poi del risultato finale da parte di Torres, che si merita gli applausi al netto poi dell'ingresso di Girgenti e Fontoura. Ma Torres ha fatto una partita sublime. Cambio tanto per il Bagheria, è uscito Ballariano, è entrato Boatta per questi ultimi minuti di match. Girgenti a lottare ancora a centrocampo, nessuno riesce a mettere ordine. Sì, occhio a Florio, è rischiato tanto l'intervento su Torres, non c'è motivo a questo punto della partita con il risultato in cassaforte 2-0 e gli ospiti in inferiorità numerica. Esce intanto qua Crisafulli che tiene lì il pallone con estrema tranquillità. Non c'è più ovviamente voglia di velocizzare per il portiere del Bagheria. Tanto c'è Piscopo, maglia 5 della Parma, che è molto arrabbiato. Non sono riuscito a capire con chi ce l'avesse. Poi batte proprio lui da Torres, che aggancia benissimo e si appoggia. Pallone dentro di Tamayo, chiusura alla difesa del Bagheria, attacco di Girgenti, Fontoura ancora una volta a tenerla, rincorso e poi anche scalciato da Torres, che prende il cartellino giallo. Anche il 13 finisce sul taccuino del direttore di gara. A Fontoura e Girgenti sono state sicuramente le chiavi di questo match, l'hanno completamente svoltato. Una partita bellissima per entrambi i giocatori del Bagheria,
si sono messi la sua sulle spalle e l'hanno trascinata ai 3 punti, al netto che Fontora non abbia segnato, ma l'approccio è stato veramente perfetto da parte del numero 33. Ancora lui era stavolta stato imbeccato da Girgenti, non è riuscito ad arrivare sul pallone. Poi Giglio forse ha toccato duro Tamayo, che è rimasto a terra. Ribaudo a girare verso Torres, troppo profondo. A chiedere scusa Giglio, non l'avete visto in inquadratura a Tamayo che si è rialzato adesso. Non abbiamo visto nemmeno la segnalazione del tempo di recupero da parte del direttore di gara. Perez sponda, poi non perfetto il pallone di Ribaudo, Costa ad andare lungo. Giglio voleva il gran controllo e scopò a ripartire da Tarantino. 93 sul cronometro. Torres ancora a mettersi in proprio e a girare. Giglio si impegna, arriva Buscetta, chiusura. C'è punizione per la Parmonval. C'era stata la chiusura di Boatta, che avete visto è rimasto a terra. Voleva rialzare velocemente Contessi. Punizione per la Parmonval. Comunque lo vuole cercare il gol per dare comunque senso a una buonissima prestazione. Pallone dentro, svetta via la difesa del Bagheria. Ancora angolo e ancora Ribaudo. Pallone dentro del numero 20, bella traiettoria arcuata, era salito in cielo Torres, poi ancora la Parma vuole ad attaccare. Perez dentro, Zerbo col destro al volo, pattato male, ma era complicatissima questa palla per il numero 7. Fischietto in bocca per il direttore di gara. Va a lungo Crisafulli e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Vince il Bagheria 2-0, si allontana dalle zone calde della classifica. Situazione ancora complicata per la Parmonval, che non riesce a conquistare 3 punti, rimane in zona play-out, ma un applauso alle prestazioni di Girgenti e Fontoura, che fanno conquistare questi 3 punti alla squadra di casa. Un saluto da parte di Davide Sgroi Sportissimi.